La zanzega! Eccomi qua, uscito dall'albero. In realtà il mio obiettivo era scendere dal camino, non ce l'ho fatta per motivi di peso. Come sapete, cari ospiti, la TV ingrassa, nella realtà. Nel nostro caso ingrassa in tutti i sensi perché ogni volta abbiamo delle proposte gastronomiche particolari. Nella fattispecie quest'oggi parleremo con i nostri amici, poi qualche altro amico ci raggiungerà, di farina, polenta, pizza. Questo mondo, diciamo, legato ai carboidrati, possiamo dire, che però produce sulle nostre tavole delle cose eccezionali e in questo caso venete oggi. Allora io introduco i nostri ospiti partendo dalla mia sinistra. Abbiamo, come potrei definirlo, un maestro del pane, o un panificatore semplicemente. Sì. Allora, abbiamo Tiziano Bosco, lui appunto si occupa di pane e fa parte dell'UNASCOM della provincia di Treviso e in rappresentanza dell'UNASCOM ci parla del prodotto che comunque a lei sta più a cuore, no? Il pane. Il pane chiaramente, sì. È un prodotto che ci sta a cuore, che cerchiamo di proporre fresco tutte le mattine. Quindi lei ma è il classico che va a lavorare tipo a luna di notte come un tempo, oppure a luna no, i tempi moderni ci permettono di... Sì, appunto ci sono dei macchinari che ci permettono di cominciare un po' più tardi e quindi iniziamo verso le 4, io sono tra i dei fortunati che comincio alle 4 di mattina. Quindi la mattina si sveglia molto presto comunque? Sì, alle 4. E va a letto la sera a che ora? Scusi la curiosità, ma... verso le 11, non riesco ad andare in letto prima perché chiaramente bisogna che vivere esatto. in qualche Poi maniera. uno si abita a quegli standard Sì. No, però faccio 2 ore il pomeriggio. Per dire che è un'arte, quella del panificatore, ma è anche insomma una vita di sacrificio e di operosità in tutti i sensi. È uno dei mestieri più antichi poi dell'uomo, tra l'altro. Ma entreremo nel dettaglio su quello che è poi il tuo lavoro. Poi abbiamo, continuando da questa parte, un giornalista di Caorle, un amico, diciamo un appassionato della sua terra, di quella meravigliosa città sul mare che è Caorle. Gianni Prevarin, benvenuto alla Zanzega. Grazie a voi per l'invito. Ho detto bene, vero? Benissimo. Ok, non ho sbagliato appassionato della tua terra, è vero? Appassionato della terra, appassionato soprattutto della città di Caorle, che è una città meravigliosa, una città bellissima, una città da vivere, molto più d'inverno che d'estate, quando siamo pieni di turisti, e comunque è una città dove si vive molto bene. E quindi entreremo poi nel dettaglio della questione non solo legato al turismo, al mondo di Caorle, ma nella fattispecie sei qui anche in qualità di amante ed esperto del mondo della pizza. Sì, da più di 30 anni con l'amico Gabriele Marchesin seguiamo questi discorsi sulla pizza, su una pizza molto digeribile e soprattutto su una pizza caorlotta. Questo è il libretto che abbiamo prodotto insieme a molti altri libretti in collaborazione con molte aziende che operano nel settore. Ormai questi opuscoletti qua avremo raggiunto la quota di 100.000 copie realizzate, naturalmente vengono distribuite gratuitamente e sono un sunto del sistema migliore per fare una pizza digeribile, una pizza con tutti i crismi come poi ci spiegherà magari meglio Gabriele. Gabriele ce lo spiegherà perché lui da molti anni, non dico tantissimi perché è un giovanotto, no? Però da molti anni si occupa di pizza e lei tra l'altro ha una bellissima storia perché oltre a lavorare nella città di Caorle da tanto tempo è stato per molti anni anche all'estero, proprio con la pizza. Gabriele Marchesin, eccolo qua, benvenuto con noi. Grazie. E con te anzi, se mi permetto, certo. Entreremo proprio nel mondo dell'impasto, di come si fa una pizza buona, sana e soprattutto digeribile, perché questa è una questione di cui vorremmo parlare anche questa sera. Quindi è questo, no, il sunto, la pizza deve essere sana, buona ma anche digeribile. Certo, io ho iniziato questo mestiere qua nel 1952, ho fatto 5 anni dopo aver fatto all'estero, dopodiché sono arrivato a Caorle, lì ho fondato le scuole pizzaioli perché oggi fare la pizza bisogna andare a scuola, perché bisogna sapere prima come è composta, perché bisogna fare un discorso di corretta alimentazione per poter far sì che tutto si trasformi in alimento. Anche perché altrimenti ci si improvvisa in qualcosa e il prodotto che ne risulta non è né buono né di qualità, insomma. Ma diciamo che uno dei problemi della pizza è proprio questo, perché tutti fanno la pizza come è stata tramandata e l'errore è che se uno non conosce le farine
non può trasformarla in alimento. Ecco che allora io ho fatto la scuola pizzaioli, ho fondato l'associazione Pizzerie Carlotte, abbiamo realizzato tante cose affinché si possa trasmettere cultura ai pizzaioli, perché la pizza è un alimento a base di pane e con il pane abbiamo la possibilità di abbinare qualsiasi cibo. Ecco che allora noi non abbiamo più problemi di farciture, perché se il pane è buono, la pizza è buona. Ecco, questo è il concetto. E poi ci spiegherà nel dettaglio qual è anche diciamo la tipicità di Caorle sposata alla pizza. Quindi Caorle, come vedremo anche il servizio che abbiamo realizzato con Gianni, è una città del mare, di pescatori, quindi il pesce con la pizza, e poi ne parleremo insomma. E poi abbiamo un personaggio che molti di voi conoscono già, perché l'avete visto parecchie volte su questa emittente, ma su altre emittenti, e soprattutto in tante piazze del Veneto e non solo, perché abbiamo con noi la storia dello speakeraggio di piazza, io la definisco così, Ottaviano Cereser. Grazie di essere venuto con noi. Grazie a voi. Allora, io ti ho introdotto come speaker, ma tu in realtà sei anche un grande esperto di polenta. Io vengo fuori da una famiglia di mugnai, quindi diciamo che la polenta l'ho sempre avuta nel cuore. Parlare della polenta è come parlare dei problemi che hanno per tanti anni catalizzato l'attenzione di chi era morto di fame. E il Veneto, questo lo conosce Veneto, bene. infatti io sto parlando del Veneto, ma non soltanto il Veneto, non è solo il Veneto. La polenta è un qualche cosa che ormai è insito nel nostro DNA. Polenta vuol dire sopravvivere. Dopo la polenta ha portato anche qualche grana, tipo la miseria, tipo la pellagra, ma perché? Perché nessuno metteva qualcosa assieme alla polenta, ma chi aveva la fortuna di metterci o il formaggio, o il salame, o il cotechino assieme alla polenta, quello la pellagra non l'ha avuta. Però la polenta è stata un alimento base. Base fondamentale per l'evoluzione della per nostra la sopravvivenza, certo. proprio. E col pane invece, carissimo Tiziano, che mi dici? Il pane è un elemento fondamentale della nutrizione di qualsiasi persona. Sì, se parliamo di storia, poi il pane bisogna ricercarlo nelle note dei tempi, ma il pane è credenza generale che il pane ha dato la possibilità all'uomo di creare i legami sociali e di crescere culturalmente, perché con il pane e con i cereali per fare il pane l'uomo ha potuto trasformarsi in agricoltore e non più in cacciatore, quindi fermarsi, stanziarsi, creare le città, creare le collettività e quindi dedicarsi anche a altre cose. Oltre quindi il pane sta alla radice di molte cose, no? Il pane sì, sta alla radice di molte cose e anche infatti i popoli che avevano il pane erano popoli culturalmente più evoluti, mentre tutti gli altri popoli che si davano alla caccia e l'allevamento del bestiame erano popoli, i barbari, erano considerati barbari. Ti faccio una domanda e poi la rivolgo anche agli altri ospiti, un po' una piccola provocazione, no? Quando ti dicono che devi fare un po' di dieta, dimagrire eccetera, devi eliminare il pane. Adesso io non so se è una cosa corretta, forse un po' di pane non fa male a nessuno come ogni cosa, credo, sì. Presumo. Sì, purtroppo i medici ci sono sempre contro, perché la prima cosa che dicono è eliminare il pane, mentre io credo che un po' di pane non faccia male. Sicuramente un panino ha meno calorie di un cracker, chiaramente i 100 grammi di cracker o i 100 grammi di pane hanno meno calorie di un cracker o di una fetta biscottata, perché in ogni caso il cracker, il grissino, la fetta biscottata per essere appetibili devono avere per forza i grassi. Il pane invece non ha bisogno di grassi per essere... può sposarsi con ogni cosa. E può sposarsi con ogni cosa. Bene, allora io credo che, adesso non so se Ottaviano, voi avete prodotto per tanti anni la farina per il pane oppure solo per la polenta? Tutte e due. Tutte e due. E che differenza c'è tra le due farine? Uno viene fatto con il frumento, l'altro viene fatto col mais, quindi due cose completamente diverse. Però molto pochi sanno che il valore nutritivo della polenta è superiore a quello del pane.
Qualcuno si dimentica di queste cose. Una fetta di polenta che può pesare un etto e mezzo e una mignetta di pane, come lo chiamate voi, un panino Dello stesso peso? dello stesso peso, la polenta ha un valore nutritivo superiore. Sì, ma se una volta questo era un pregio, adesso purtroppo No, ma è un qualcuno difetto. lo dovrebbe sapere perché Sì, dice sì. ma io mangio polenta perché la polenta non mi ingrassa, non è vero. La Ingresserà quanto il polenta pane, per è un esempio. alimento completo, dopo ci sarà da fare un distinguo tra la polenta bianca e la polenta gialla, ma di cui parleremo dopo, però la polenta è un prodotto completo. È completo, è nutriente Nutriente perché ha tutto. tranne le vitamine ovviamente, è il motivo per cui... c'è anche le vitamine, come c'era. L'unica cosa che gli manca è un qualche cosa che il pane ha per i celiaci, eccetera, perché non si può avere tutto, insomma, ma il celiaco può mangiare polenta, non può mangiare pane. A meno che non sia valore- pane fatto con una farina particolare, adesso non so se questo Vabbè, è... allora sì, c'è, ma... Sì, del pane tradizionale no, comunque, ecco. Sì. Ma sono quelle cose che ormai si trovano in pochissimi panifici perché il quantitativo che fanno non è sufficiente per giustificare un'infornata. Puoi fare la padella, puoi fare, non so, qualche chilo di pane per chi ha questa malattia, ma il resto... Beh, per i celiaci i panifici non fanno Però pane ecco, perché quindi- basta una minima contaminazione per creare Esatto, i problemi. e allora, motivo di più. Per qualche intollerante si vendono delle farine particolari che Anche a dei base dubbi di su anni queste di- cose dell'intolleranza, molte volte mi sono posto un sacco di... È un- se sono cose vere o non vere. Devi fare un'altra trasmissione con qualcuno che se ne intenda molto di più. Sull'intolleranza Bisognerebbe alimentare. non avere la malattia per capire, o avere la malattia per capire l'importanza di certi alimenti, se vengono adoperati oppure Molte no. volte non lo si sa e si sbaglia, quindi chiaro. E Sì, sì, ma poi il oggi discorso- l'informazione è su tutti i giornali, su tutti i libri, su quello che ha la disgrazia di avere una determinata malattia è ben informato. Poi il discorso naturalmente si sposta anche sulla pizza, perché Beh, abbiamo chiaro, le stesse la problematiche base è- ancora più accentuate. Il problema è che purtroppo oggi molte pizzerie vendono un prodotto per celiaci che bisogna realtà- stare molto attenti a quello che si E poi prende. ci direte bene qual è la pizza, quella sana e quella buona, e così come il pane, così come la polenta. Noi facciamo il primo piccolissimo break, fra pochissimo torniamo in diretta in questo sabato con la Zanzega. Eccoci ancora in diretta, la Zanzega, la TV che ingrassa e qualche volta sbronza perché sono arrivate delle mail in cui ci dicono che bevete un po' troppi bicchieri durante la trasmissione. In realtà io, come poi ho sempre detto, vengo in studio in bicicletta, quindi non ho nessun tipo di problema, salvo ne va della conduzione che molte volte diventa barcollante, ma in ogni caso ci diamo da fare per portare nelle case delle cose, cari miei ospiti, che sono magari anche semplici, però molte volte non si sa. Non si conosce cos'è una farina, io non sapevo che la farina del pane, da ignorante ovviamente, è diversa da quella della polenta, come non so cosa sta dentro una pizza, come si produce, perché tante volte quando vado a casa la sera, una domenica dopo la pizzeria, non riesco a dormire per tutta la notte, ho una sete incredibile, questo ce lo spiegherete voi. Intanto io, dalla regia, ci lanceranno un piccolo servizio proprio girato insieme a Gianni, dove si vede anche il mare di Caorle. Servizio su Caorle con Gianni Prevarin. Caorle è una città antica e meravigliosa, sono 2 millenni di storia partendo dai Romani che ci portano fino ai nostri tempi passando per un medioevo prestigioso. Se pensiamo al periodo romano possiamo immaginare le galee davanti al mare che sostano per lo scambio merci con l'interno per arrivare fino a Concordia Sagittaria e Oderzo. Mentre il Medioevo è segnato da dei monumenti importanti che sono rimasti, quali il Duomo, ex cattedrale, ed il campanile, che sono stati costruiti intorno all'anno 1000. Risalendo dal Medioevo per arrivare fino ai nostri giorni, Caorle è una città molto importante sotto l'aspetto turistico, con le sue meravigliose spiagge che richiamano sul litorale più di qualche milione di turisti provenienti sia dall'Italia ma soprattutto dall'estero. Un altro dei rapporti fondamentali che Caorle ha con il suo territorio sono le lagune dove la città è nata, dove i primi abitanti si sono insediati perché hanno trovato un posto ricco di pesce e facile da pescare.
il pesce fresco che arriva sulle tavole e quindi la cultura della cucina del pesce è quindi, possiamo dire, nei cromosomi di questi abitanti che con il turismo moderno sono riusciti a trasformarsi da pescatori in ristoratori. Caorle è importante anche sotto l'aspetto culinario della gastronomia, infatti molti turisti arrivano in città per mangiare l'ottimo pesce che viene cucinato nei ristoranti locali. Allora abbiamo visto questo servizio proprio dalla terrazza del comune di Caorle, c'era una giornata meravigliosa e si vedeva il mare in tutto il suo splendore l'azzurro. Io nel frattempo, mentre andava il servizio, ho combinato un macello, ho tentato di aprire una bottiglia di birra, ho fatto un disastro sopra il tavolo, davanti a Ottaviano, tra parentesi, spero non si sia bagnato i fogli e però insomma in qualche maniera riusciremo a berla prima della fine della trasmissione. Ci ha raggiunti un altro ospite che io ringrazio perché l'abbiamo avvisato praticamente 4 minuti prima della diretta e ha lasciato la famiglia, ha percorso questi 400.000 chilometri e ci ha raggiunto in studio il grande Claudio Rorato, grazie di esserci. Anche perché approfittiamo perché tu hai presentato qualche giorno fa una tua pubblicazione. O sbaglio? No, non sbaglio. Certo, un libro nuovissimo, presentato sabato scorso, un testo molto importante perché rifà la storia del primo ponte sul Piave a Ponte di Piave e del fortilizio che lo difendeva, quindi è un testo di interesse generale per quanto riguarda la storia economica e sociale di Treviso, della Marca, e in particolare di Ponte di Piave che si è rivelata dai documenti antichi essere stato un centro molto importante per i commerci e per i traffici che vi si svolgevano. Il libro è questo, è ricco di carte molto... Avete ricercato gli archivi? Gli autori sono 3, sono appunto io, Giampaolo Cagnin che è uno storico molto importante di Treviso, il professor Cagnin, e Luciano Mingotto che è un architetto archeologo di Oderzo, lavora per la soprintendenza. I documenti sono stati, com'è che si può fare? Faccio vedere in camera di là. I documenti sono stati reperiti presso gli archivi trevigiani e veneziani in particolare. Ecco, questa è una carta meravigliosa, inedita, del 1500 del Malimpensa, era un lombardo, che ha edito così, in modo però manoscritto, una carta del territorio trevigiano dove si vedono in particolare tutti i castelli e le opere difensive. E qua, dove sto indicando con l'indice, si vede appunto la torre e il fortilizio di Ponte di Piave, che era posta proprio all'imbocco del ponte, chi transitava doveva pagare anche un dazio. E poi altre carte, ecco, come queste, molto importanti, queste sono dell'Archivio di Stato di Venezia, che mostrano le divagazioni del Piave, del fiume, un fiume sempre stato molto... fiume torrente veniva definito, molto inquieto, ondivago, e questa è la situazione in un anno del primo ventennio del Cinquecento, situazioni che però cambiavano di anno in anno. Infatti mi viene in mente, Ottaviano, anche la storia dei capponi di San Donà è dovuta proprio a un cambiamento del corso del fiume. Certo. Aspetta, tu sai cosa vuol dire, cosa sono i musilli? Non erano altro che diciamo, i grumi di terra trasportati dal Piave, perché è un fiume torrentizio, che poi venivano imbragati e là sopra è cresciuto Musile. Quindi ecco perché si chiamano Musili. Un luogo un po' più alto rispetto un e po' più permetteva alto, di essere... quando si ritirava l'acqua rimaneva la montagnola e lì sopra costruivano le case. Come le mote, no? Che poi c'è anche Motta di Livenza. Stessa cosa. Poi, sì, Claudio, fra un po' entreremo nel vivo perché per lanciare un po' anche il simpatico argomento pizzaiolo di oggi volevo far vedere, abbiamo girato un servizio esterno con Gabriele Marchesin che è uno dei più bravi maestri pizzaioli del Veneto e ci mostra cos'è un impasto per la pizza. Oggi faremo una dimostrazione di come si prepara l'impasto della pizza Carlotta. L'impasto della pizza Carlotta si realizza in 2 modi, facendo impasto diretto, meno interessante, o pasto indiretto, ossia metodo Polis. Il metodo Polis è una forma di
far fermentare una parte di farina con acqua e lievito senza sale. Dopo la fermentazione, come possiamo notare, che ci vuole 6-8 ore di fermentazione, dove si estrapola nella fermentazione i sapori e i profumi della materia prima. Arrivati a questo punto noi dobbiamo portare il prelievito nell'impastatrice e continuare ad aggiungere sale, olio e farina quando manca. Ora diamo inizio alla realizzazione dell'impasto chiamato indiretto, in quanto le fasi sono due, come dicevo prima, acqua, lievito e farina. Dopo la fermentazione si procede lavorando nell'impastatrice aggiungendo i componenti che mancano. A questo punto si aggiunge il sale, 50 grammi al litro d'acqua, si fa girare in modo che il sale in questo brodo possa sciogliersi. Si aggiunge parte della farina e si fa girare e poi si aggiunge l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva si può mettere nell'impasto non più di 100 grammi e praticamente quello che è importante nella pizza è pesare sia lievito, sia sale, sia olio, che sono i componenti principali. A questo punto si continua ad aggiungere la farina. Quello che faccio vedere senza pesare, però si deve mettere dai 5 ai 10 ai 15 grammi per litro d'acqua di lievito secco a secondo la stagione, si deve mettere 50 grammi di sale per ogni litro d'acqua, si deve mettere massimo 100 grammi di olio extravergine d'oliva per litro e si deve mettere 1,950 kg di farina per litro d'acqua. Questi sono i componenti che determinano la quantità totale per poter realizzare l'impasto. Si deve prendere un tovagliolo o anche un nylon purché la pasta non prenda aria, si deve lasciare 15-20 minuti la pasta a lievitare e va coperta perché sennò con l'aria si forma la crosta. Questo di qua rimane circa 20 minuti, un quarto d'ora. Il motivo è che non deve seccarsi la pasta. A questo punto togliamo lo straccio, con la spatolina facciamo i pesi, ogni pallina va pesata, non si deve fare a occhio. Normalmente si fanno da 200 grammi o 220, noi qui facciamo 200 grammi. Io devo realizzare la chiusura della maglia glutinica. La maglia glutinica serve a trasferire l'anidride carbonica permettendo la lievitazione. A questo punto qua, quando triplica il volume della pallina, la pizza è pronta per essere trasformata in pizza. Come vedete la pizza sta per essere pizza vera, perché fra un po' il buon Gabriele Marchesin, che si è piaciuto? Sì.
Lei si piace? Questo è importante. È importante. Vedete che l'abbiamo preso così com'era e trasportato qua, perché poi ci farà, con gli strumenti che abbiamo ovviamente in uno studio televisivo, una piccola dimostrazione live della pizza cotta col fumo che uscirà dalla pasta. Fra un po' parleremo appunto di vari impasti, anche l'impasto del pane, la storia della polenta bianca con Ottaviano, poi il buon Claudio ci dirà un po' come si può sposare la polenta, con che tipo di prodotti veneti e non solo, e ci sarà tantissima musica. Piccolo break, la Zanzega, la TV che ingrassa. Eccoci rientrati da questa pausa della Zanzega, perché noi lanciamo un nuovo genere musicale. Per anni si è parlato dello spaghetti swing, qui alla Zanzega questa sera debutta ufficialmente il polenta swing, visto che il tema è legato alla polenta. Abbiamo un gruppo fortissimo, famosissimo, che suona anche il swing, non solo, rockabilly e la musica soul, comunque con uno stile anni 60, e è un gruppo che è arrivato in Italia grazie a un produttore americano che si chiama Tony Sugaman, il quale li ha portati da noi, ci siamo messi in contatto, c'è una storia sotto. Io chiederei proprio a uno dei giovanotti come mai nascono i Penelope e i Diabolici Tupè. Diciamo che all'inizio era Stelio e i Simpatici, però Stelio era muto. E quindi Il leader del gruppo era muto? Sì, il cantante del gruppo era muto, eseguivamo solo lati B strumentali. Poi Tony Sugaman, il nostro produttore newyorkese, ha coperto il lato B e ci ha presentato Penelope Thunderlips, e con lei è iniziata una nuova vita, una nuova avventura. Poi parleremo anche con Penelope, ma intanto la sentiamo cantare insieme alla sua band. Penelope e i Diabolici Tupè alla Zanzega. Hey Mr. Prince, that's good. Hey
Diabolici Tupe, grandi ragazzi, i promotori del Polenta Swing, grazie di essere con noi. Allora, Penelope, Sì. Cosa avete eseguito? Che brano? Abbiamo eseguito un brano swing, Mr. Pinstripe, e infatti noi ci ispiriamo ai grandi cantanti soul degli anni 60, questo però con qualche incursione swing. Questo per esempio è un brano che rappresenta questo Chi stile. sono questi ragazzotti, giovanotti di belle Questi speranze? ragazzotti. Allora, abbiamo al contrabbasso Paul Brannigan, Ciao Paul, direttamente da benvenuto. Liverpool. Al trombone Tony Dorillo. Tony Dorillo, Sì. Al sax abbiamo Nick Damone, Nick Damone, benvenuto. che ha un bellissimo toupé trasparente, come puoi vedere. Poi alla tromba abbiamo John Saraca. John Saraca, un ragazzo che corre, no non so, Saraca, che batte. Saraca, un ragazzo che batte, un ragazzo da marciapiede praticamente. Ok, ottimo. Poi Dall'Argentina abbiamo Pepe Jimenez. benvenuto. E alla batteria Martin Fontaine. Martin Fontaine. Allora adesso ci fate sentire un altro pezzo, vero? O sbaglio? Certo. E su che genere andiamo questa volta? Questa volta andiamo sul vero soul. E quindi il soul. Un pezzo di Etta James. Etta James, Yes. grandissima, importantissima pedina della storia della musica americana. Su questo studio, Penelope e i Diabolici Tupe. You put your hand on a good girl, want to love you and give you the world. Now
Penelope, i Diabolici, Tupè alla Zanzega. E poi ci farà un altro pezzo, ragazzi, rimanete con noi. Gianni, allora, cos'è che combinate voi sul mondo pizza? Cosa state portando avanti? Devo dire che la musica era molto più interessante. D'altra parte io faccio quel che posso. E ti ringrazio. No, io volevo solo dire che noi da 30 anni ormai a Porto Santa Margherita di Caorle facciamo dei corsi sulla pizza, dei corsi variegati in diverse maniere, cioè facciamo dei corsi per chi non ha mai fatto pizza, per cui gli insegniamo a un mestiere, gli insegniamo un lavoro e facciamo poi degli incontri anche specifici su argomenti sempre dedicati al mondo della pizza. In particolare qui in gennaio abbiamo organizzato una serie di 7 incontri dedicati ai pizzaioli e gestiti dalle aziende che operano nel settore della pizza, cioè dei professionisti del settore parlano ai pizzaioli. Gli argomenti sono 7. Quello più importante è la farina, poi parliamo di mozzarella, altra cosa importante, poi parliamo di pomodori, di farciture, parliamo di marketing, insomma di tutte quelle cose, attrezzature, tutte quelle cose che aiutano possono interessare chi già i ha una pizzeria e chi Esatto. vuole approcciarsi a questo mondo qua. Sì, facciamo tutte queste informazioni che per noi sono dirette ai pizzaioli, però in realtà potrebbero essere diretti anche alle persone che sono interessate all'argomento pizza, e ce ne sono parecchie, che potrebbero acculturarsi un po' sull'argomento, perché l'argomento è abbastanza ostico e importante. Benissimo, allora poi torneremo a parlare di pizza perché è uno degli argomenti di questa puntata della Zanzega. Parleremo fra un po' con Ottaviano della storia dell'unicità della polenta bianca, parleremo del pane veneto in questo caso, e poi Claudio ci dirà un po' nella storia, nelle sue ricerche gastronomiche cosa si mangiava, cosa si mangerà e cosa si mangeremo tutti insieme con la polenta. E avremo ancora la musica con Penelope e i Diabolici Tupè, a fra poco alla Zanzega! La Zanzega, allora oggi c'è moltissima musica perché poi ci sarà anche il nostro buon Ivo. Io intanto ringrazio per la cortese disponibilità chi sta in redazione, che sono Nicola Piccoli e Francesco Dotta, per il prezioso aiuto. I tecnici non ho più modo di ringraziarli perché finita la trasmissione faremo una grande cena tutti insieme e quindi vi ringrazierò, così avrete anche l'occasione questa sera di offrirmi la cena. Bene, detto questo, volevi ricordare un sito, Gianni, scusami? Sì, il sito delle nostre scuole di pizza che è www.pizzamarchesin.com. Marchesin, che poi è Gabriele che è qui con noi. E poi Gabriele. Grande Gabriele Marchesin. Che fai? Ottaviano, la polenta bianca cos'è? Beh, è polenta. È in alternativa bianca. alla polenta gialla. Ah, ok. Prima cosa. Perché polenta bianca? Dicono, ma sa, la gialla è più buona, la bianca è più buona. Prima di tutto la polenta bianca è un prodotto prettamente del Basso Piave. Viene da qua, anche se l'origine non si sa neanche di dove sia, qualcuno parla addirittura della Turchia, eccetera. No? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che tra la polenta bianca e la polenta gialla non c'è nessunissima differenza. Il valore nutritivo è lo stesso, però sono due cose completamente diverse. Ah, per il colore quindi? No, assolutamente. L'unica cosa che noi dobbiamo tenere presente è che la polenta bianca è, diciamo, senza gusto. La polenta gialla neutra, esatto. La polenta gialla ha un gusto suo. Se noi vogliamo apprezzare al massimo quello che è il prodotto che noi mangiamo, specialmente i sughi, eccetera, bisogna adoperare la polenta bianca. Perché? Perché esalta al massimo quelli che sono i sapori che noi vogliamo far degustare a chi mangia. La gialla già porta via, perché già di per sé ha un gusto proprio. Quindi ecco il perché i veneziani, che erano tutt'altro che stupidi, i signori veneziani mangiavano polenta bianca e la gialla la davano agli altri perché costava molto meno prima di tutto. Ma noi che da San Donà, da Fossalta di Piave, mandavamo le derrate alimentari a Venezia, la polenta bianca era una cosa soltanto destinata ai signori veneziani. Ma non è questo il problema. Il problema è che la polenta bianca, indubbiamente, se uno vuol degustare al massimo qualsiasi prodotto che lui mangi, è la polenta bianca. Benissimo. Qualcuno lo vuol capire, qualche altro no.
noi che siamo i sostenitori della polenta bianca diciamo la polenta bianca è un qualche cosa di raffinato. Tant'è vero. Mentre tu continui a parlare, Ottaviano, volevo chiedere in regia se mostrano proprio mentre parliamo quei 30 secondi della polenta bianca che viene appunto... Sì, se volete... No, tu puoi continuare, è solo una piccolissima clip in cui si vede proprio vai pure. La polenta che arriva sul tipico tagliere e poi la si degusta, insomma. Eccola qua, questa è la polenta, tra l'altro è polenta proprio che viene da Musile di Piave, in questo caso prodotta dal mulino Cereser. Che è questa? Che è questa, esatto, che in questo caso dal 57 produce farina per polenta. E questa è la polenta tipica delle zone del Basso Piave, la polenta bianca. Poi, assieme, viene fatta la polenta già preparata, che non c'è nessuna differenza, cioè la farina è sempre la stessa. Certo. L'unica cosa che noi disponiamo di una pentola, di un tegame molto grande, 10 quintali, possiamo fare 10 quintali di polenta alla volta e abbiamo la matematica sicurezza che gira per 45 minuti. Come la facesse mia mamma. Come la faceva la nonna una volta. Questo è il problema. Infatti io che sono un mangiatore di polenta, un polentone nato, non prendo mai la farina, prendo la polenta già fatta perché altrimenti si perde meno tempo. Ma no, non è una questione che è identica. Precisa, non c'è nessuna differenza. Poi c'è una seconda polenta, farina, che è quella precotta e quello è per la semplicità. Se noi vogliamo la farina tenera eccetera bisogna prendere farina, se la polenta tenera dobbiamo prendere la farina perché sennò questa ha già una sua consistenza e quindi i famosi tacqui, pestarei eccetera, i termini noti, qua vedo che il signore che se ne intende è là che aspetta di dirci cosa metterci sopra. Dopo sono cose che si fanno soltanto con la farina tenera. L'unica cosa che noi stiamo cercando in tutte le maniere di dire alla gente che sarebbe ora che venisse registrato il marchio della polenta bianca come prodotto del Basso Veneto, quindi una sorta di DOP della polenta orientale. E qualcuno noi è un po' che è una battaglia, non è persa però, perché ci stiamo anche con le Pro Loco, signori, perché a San Donà si fanno decine e decine di quintali di polenta alla festa della polenta bianca. Facciamo un qualche cosa che sia nostro, no che arrivi la polenta bianca registrata a Rovigo, perché? È nostra la polenta. Certo. Polenta bianca come da noi dove si mangia il 99% di polenta bianca, è ora che la gente capisca che bisogna assolutamente che la gente capisca l'importanza della polenta bianca, gustare un piatto nel modo giusto. Perfetto. Tu Claudio, solo proprio il volo, visto che è bianca, cosa ci metteresti sopra giusto questa sera se dovessimo mangiarci un po' di polenta bianca? Questa sera sicuramente il baccalà sopra la polenta bianca perché è un piatto raffinatissimo, delicato, prezioso e va assaggiato appunto con una polenta che non abbia un gusto predominante come quello giallo indubbiamente. Devo dire un'altra cosa, che la polenta è arrivata sulle nostre tavole in un'epoca relativamente recente, eravamo già agli inizi del 600. Prima si mangiavano delle polente terribili di miglio, di avena, eccetera. La polenta che è stata portata, il mais portato dal Nuovo Mondo, ha rivoluzionato il modo di mangiare, soprattutto della povera gente, ed è stato un salto indubbiamente di qualità, perché la polenta di miglio vi assicuro che abbiamo provato a fare una roba da galline. E la polenta bianca, in particolare il bianco perla, che è quello di cui si va tanto orgogliosi giustamente, è veramente una prelibatezza che va esaltata, che va difesa. Oltretutto è anche difficile produrla perché facilmente si ibrida e quindi ottenere la pannocchia perfettamente bianca e con le iridescenze della perla è difficile. A questo punto, visto che ci siamo, abbiamo ancora la nostra super band, facciamo un inno a questa polenta, al Polenta Swing Band. Penelope, cosa ci cantate? Hai visto l'ultima invenzione? Vai pure. Vado, sì, questa è una canzone dei Beatles che abbiamo un po' riarrangiato in maniera nostra, si intitola Oh Darling. Allora, intanto volevo chiedervi, prima di poi distaccarci da voi,
avete qualche esibizione oppure c'è un modo per trovarvi, per sentire la vostra musica, per dare dei contatti a chi volesse portarvi nelle loro case o nei loro locali, per esempio? L'ha detto è Tony Dorillo. Tony Dorillo, dove possiamo trovarvi? Venire a casa mia. Bene. Faremo una grande polenta. Ovviamente l'internet ormai è il veicolo col quale ci muoviamo quotidianamente, quindi lì Avete una pagina di Facebook? possiamo trovare tutti i nostri contatti, oppure abbiamo il nostro veicolo, il nostro nuovo veicolo promozionale che è il disco che è uscito pochi mesi fa e appunto che contiene Scrivete sulla ricerca web, scrivete scrivete semplicemente Penelope Diabolici Dupé e saltate fuori in qualche maniera, credo. Su Facebook. Bene, allora un pezzo per salutarvi e salutarci e intanto che voi suonate noi brinderemo con la nostra birra. Grazie a Penelope e Diabolici Dupé! Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, when you know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, when you know I nearly broke down and died. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. When you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and cried. Oh, when you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and died. Oh, darling, please believe me. I never let you down. Believe me when I tell you, I never do you no Penelope Diabolici Dupé, grazie, speriamo di ritrovarci nei più brutti locali del nord Italia e sentire la vostra grande musica, grazie infinite. Noi facciamo un piccolo break, a fra poco, la Zanzega.
Le coreografie della Tanzega sono perfettamente studiate a tavolino, è il caso di dire. Io volevo ringraziare i miei 49 redattori che mi danno una mano tutto il giorno. Lavoriamo a questo programma quasi 18 ore nell'arco delle giornate in cui non ci vedete. Quindi è ricco e intenso di argomenti, di ospiti, perché lavoriamo come dei matti insieme anche al buon Ivo Gallo. È tutto cambiato. Alla mia sinistra è tutto cambiato. Prima c'era una presenza forse più accattivante per quanto mi riguarda. E Sì, invece... non ho le stesse doti vocali. Esatto. Vocali di Penelope. Molto brava. Vogalli, però, Vogalli, forse. Hai delle doti- molto brava Penelope, a hai delle parte doti- le doti estetiche chiare a tutte, molto bravi tutti. È arrivato un po' più tardi, infatti uno dei soprannomi di Ivo è Ivo il tardivo. Bello, anche, Sì, bello, anche bello. molto cattivo a volte. Alle elementari Quindi ti stai prendevano in attento. giro, no? Sì, guarda, al mio 18° compleanno i miei amici mi hanno regalato un cartellone con i 49, erano 49 al tempo, 49 parole che terminavano per Ivo. La più bella era coercitivo. Bene, allora Ottaviano ci dicevi che c'è un prodotto fatto apposta per il musetto, o sbaglio? Sì, esatto. Prima non ho fatto tempo a dirlo. Questo qua è un prodotto appena uscito dal mulino Ceraser di questa settimana, fatto apposta come misura, rotonda, per darlo alle osterie o ai ristoranti, eccetera. Anche a casa, se uno vuole, Anche a farselo a casa, casa. se uno vuole, per tagliarlo a fettine e sopra metterci una fettina di salame, un po' di formaggio, ma più di tutto il famoso musetto, perché l'è fatto apposta per il musetto e vedo che è già stato apprezzato moltissimo, quindi potete chiederlo tranquillamente dove volete. L'ultima cosa, poi Sì, ti lascio. prego. Quando fate la polenta bianca, io dico bianca perché sono un patito della bianca, ma White anche la polenta. gialla, ricordatevi sempre di aggiungerci a metà cottura un paio di cucchiai di latte. Lo faremo. È un qualche cosa che è proprio la ciliegina sulla torta. Tutto qua. Il latte sulla polenta. No, è un'altra cosa. Il latte sulla polenta, allora viene fuori i pestarei. I pestarei. Altra roba. Allora, Ivo, scusami, fatti sentire che siete vivi però, nel senso che avete la musica appresso. Ah sì, che abbiamo gli strumenti, eccetera, eccetera. Vabbè. No, che non è una finzione, voglio dire. Funziona? Perfetto, allora io volevo chiedere al nostro Tiziano, il pane, uno pensa al pane, pane al pane, invece il pane in ogni regione ha una tipicità. Sì. Nel nostro caso, quello che anche credo produci tu, è fatto è di diverse tipologie, insomma, ci sono vari tipi di pane. Esatto, ci sono vari tipi di pane perché il pane ovviamente va abbinato a una pietanza, a un tipo di mangiare. E ogni regione, ogni paese ha il suo tipo di pane, appunto che si basa su quello che si mangia particolarmente. Nella nostra zona il pane che va di più, il pane tradizionale, quello veramente tipico, è la pasta dura e in particolare la piava, e prende chiaramente il nome dal piave, semplicissimo. Magari un pane che io ho visto ma non saprei... Sì, è un pane particolare, che ha una lavorazione particolare, che è pasta dura, e adesso bisognerebbe vederlo, comunque sì, ha due teste, è abbastanza duro, croccante, e anche quello si abbina benissimo con salumi, con formaggi. Ed è un pane tipico quindi della nostra Marca. zona, perché in tutta Italia è presente un pane di pasta dura duro, però solo nella nostra zona e solo nel Trevigiano a questa pasta dura non viene aggiunto nessun grasso, nessun tipo di grasso. Ecco, questa è la particolarità di questo pane. Adesso da poco, da qualche anno, il gruppo panificatori di Treviso, assieme a un paio di mulini adesso, produce un tipo di pane a chilometri zero. La farina viene coltivata nel raggio di 50 km dal mulino e viene macinata da questo mulino autorizzato, certificato per produrre questa farina e panificato dai panificatori trevigiani. Quindi la filiera è cortissima, con tutti i vantaggi che ben si sanno. Certo. Una domanda, scusa, sì, prego. Che differenza c'è nella pasta tra la mantovana e la piave o la piavetta, come la chiamate voi? La pasta è sempre la stessa? No, non è la stessa, No, e anche c'è una lavorazione completamente diversa, perché la mantovana è un panino, diciamo, sfogliato,
viene fatto il panino arrotolato e poi tagliato, si apre e si sfoglia. Mentre la piava è fatto a mano, viene ripiegato un paio di volte su se stesso e poi la mattina viene tagliato, quando prima di andare in forno viene tagliato e lui si apre, è molto bello a vedere. Comunque non è la stessa non è lo stesso impasto. No. Un pasto e lavorazione diversa. Poi la mantovana potrebbe avere anche dello strutto o del grasso all'interno. Bene, allora io a questo punto inviterei la regia a mostrarci quel piccolo filmato in cui vediamo Gabriele Marchesin che ci fa la caorlota e poi entreremo nel dettaglio della pizza caorlota che è tipica solo del litorale di Caorle. Quindi lanciamo questo servizio con il nostro buon Gabriele Marchesin che è in studio ma è anche del servizio esterno che abbiamo realizzato. Sono stato proprio a trovare Gabriele qualche giorno fa, mi ha cotto questa pizza caorlota che è tipica perché? Perché grazie alle scuole che sono nate nell'84 abbiamo fatto gli studi sulle farine, sugli impasti e oggi noi realizziamo degli impasti con 7 tipi di farina. In realtà noi vogliamo apportare alla farina di frumento tutti i prodotti nutrizionali carenti, esaltare il sapore facilitando la digeribilità. È il grande problema, no, di cui si parla spesso. Certo, però noi dobbiamo far sì che i pizzaioli siano informati che cos'è la qualità e che cos'è la raffinazione della farina. In rapporto alla qualità dobbiamo dare i tempi di fermentazione nella fase di lievitazione in rapporto alla percentuale proteica, in rapporto alle proteine. A questo punto qua otteniamo cotture, sapore, profumo e digeribilità. Ecco che noi abbiamo la gran parte delle nostre pizzerie che si fa la pizza con farina di frumento, con crusca di soia, abbiniamo la fibra, soia, seme duro, germe di grano, lecitina e fiocchi di patate. Praticamente i fiocchi di patate in questo caso sono i carboidrati che sono ulteriori zuccheri che si aiutano nei lieviti e in questa forma qua ecco che abbiamo con una pizza un pasto completo. Benissimo, e Gianni, quindi poi c'è questa specificità della vostra zona perché sopra quella bella pizza abbiamo visto cosa? E naturalmente il pesce, perché la gastronomia caorlota che è importantissima perché porta molta gente anche nel periodo d'inverno nei nostri ristoranti, viene trasferita pari pari sopra la pizza. Qui si mangia la pizza con i frutti di mare, esatto, con qualsiasi tipo di pesce di stagione che abbiamo portato in mano, soprattutto pesce fresco del mare di Caorle. I nostri punti di vista è che la pizza è pane, se il pane è fatto bene, automaticamente abbiamo sapore, apportiamo, come si può dire, prodotti nutrizionali, ma avendo la soia cattura il sapore con il contatto, si medesima nel sapore stesso e lo esalta. Ecco che allora tutto quello che è sopra acquisisce maggior sapore e profumo. E poi ci mettiamo il sale iodato per la tiroide, ci mettiamo la lecitina per è tutta una costruzione che passa inosservata da chi mangia la pizza, ma se è fatta così poi anche si dorme la notte. Ecco, deve essere valori nutrizionali con la lecitina che perviene il colesterolo, il sale iodato per la tiroide, facendo sì che si prevenga anche alcune malattie nell'alimentazione che andiamo a preparare. E poi ce ne farà una fra un po' anche qui in studio, con un piccolo forno, non quello che c'è in pizzeria. Però. Certo. Ottaviano, dimmi tu. Scusami, no, prego, io sono qua per ascoltare. Sono domande che secondo me vanno fatte con la pizza. Meglio il vino o meglio la birra? E poi tra l'altro mi dai il là perché è arrivato anche il nostro mastro birraio Appunto, Franco Pescari. Che la birra piace, specialmente quando è buona. Poi entrerai e ci spiegherai che differenza c'è tra il tipo di birra e l'altra. Noi ci conosciamo perché facciamo il giro ogni anno vi conoscete già? dei ristoranti.
Quindi cosa si beve? La birra o il vino? Comunque sono due realtà Diverse, sono interessantissime. due scuole di pensiero. Abbiamo, diciamo, il vino, che ha una sua composizione con pH molto più vicino al nostro stomaco, e questo qua facilita la digibilità ed è un esaltatore di sapori. La birra è piacevole perché è fresca, ma non ha le caratteristiche del vino. Però nella iconografia classica... D'estate è una bella bevanda. Cosa dici, Franco? Intanto diciamo che dal punto di vista degli abbinamenti, intanto col vino si cerca sempre, diciamo, la contrapposizione, no? Cioè non so, il dolce lo abbinerei con un vino, non so, più leggermente amaro. Invece con la birra invece si cerca non il contrasto, ma si cerca proprio l'abbinamento dolce con dolce. L'armonia, esattamente. Quindi già questo, diciamo, è un po' una differenza. E poi, per carità, nessuno si vieta di bere un buon vino con una buona pizza, però sì. Però effettivamente la birra ti dà, secondo me, anche lì, siccome ce ne sono veramente un miliardo di tipologie, e anche lì tra quella un po' più speziata, quella un po' meno speziata, a seconda del tipo di ingrediente specifico della pizza, di cercare una birra che magari contiene quel tipo di spezia, ad esempio, effettivamente secondo me è l'abbinamento perfetto. Nelle scuole pizzaiole io trasmetto il discorso della birra, che non deve essere molto alcolica. Ora praticamente una birra non molto alcolica, oppure acqua e vino o vino. Praticamente il discorso che qualcuno dice: ma mi rovini il vino. Il problema è che d'estate si beve molto, pertanto si è più portati a bere più di qualche bicchiere, e se è solo vino va a finire che prendi la sbronza e allora diciamo che il vino è un esaltatore di sapori e con l'acqua, perché il valore nutrizionale, perché io nelle scuole dico il valore del vino di un bicchiere, se io lo metto in 2 bicchieri e riempio d'acqua e li bevo tutti e 2, facilita la digeribilità, ma contemporaneamente non perdo valori nutrizionali e mi esalta il sapore. Comunque la birra per la pizza per me è doveroso, una birra non molto alcolica. Bene. Poi torneremo a parlare di birra perché Franco ci dirà come si fa la birra e cosa c'è dentro questa bibita che a me piace molto. A Ivo piaceva fino a un mese fa. Sì, perché sei in dieta. Però guarda, un mio sogno ricorrente, no? Un mio sogno ricorrente è quello di tuffarmi in una piscina di birra a bocca aperta. Va bene. Ok, noi facciamo un break e poi torniamo in studio perché la zanzega non è mica finita, eh? Eccoci all'ultima puntata dell'anno. Intanto volevo ringraziare lo staff tecnico di Antenna e di Free, perché sono dei ragazzi molto calorosi, è il caso di dire, e poi anche gli ascolti, perché stanno andando oltre ogni aspettativa. Forse questo tentativo di cambiare qualcosa a qualcosa è pur servito, unire la tradizione ma non essere passatisti o nostalgici, ma pensare al futuro, probabilmente è il messaggio che vogliamo lanciare in questa nostra trasmissione. A questo punto io, prima di lanciare un servizio che il buon Ivo ci ha preparato, che è una compilation purpurri degli interventi fatti in questo 2013, in cui chiedevamo proprio alla gente nelle piazze come si chiama la zanzega nelle loro parti, la festa di fine costruzione di una casa quando si arrivava al tetto. Cosa c'è dentro la birra, Franco? Allora, intanto diciamo che i 4 ingredienti fondamentali sono i cereali, in questo caso maltodoso deve essere presente anche per legge almeno per il 50-60% di tutta la componentistica solida della birra, che va in fase, diciamo, iniziale per ottenere il mosto. Quindi almeno sicuramente maltodorzo, altri cereali che possono essere più o meno maltati, ok, dopo vedremo eventualmente qual è la differenza tra un cereale maltato e non. Altro ingrediente fondamentale ovviamente è l'acqua, una birra è costituita almeno per il 90-95% di acqua, ok? Non sembrerebbe. È un'acqua che ti dà una bella carica. Dipende dalla gradazione alcolica ovviamente della birra. Altro ingrediente fondamentale è il luppolo. Okay. E per ultimo il lievito. Okay. Questo è anche in ordine, diciamo, partendo dall'acqua ovviamente, che è presente in composizione maggiore, poi il malto e alla fine luppolo e lievito. Allora, come dicevo, intanto il malto, che è l'ingrediente fondamentale, che un po', diciamo, caratterizza per tutte le tipologie di birre. Io lo saggio intanto, a seconda di quanto malto effettivamente viene inserito in ammostamento iniziale, ovviamente si otterrà una birra più o meno alcolica, soprattutto perché, diciamo, il grado alcolico viene ottenuto in base alla percentuale di zuccheri che sono presenti nel mosto, i quali zuccheri si ottengono ovviamente dalla trasformazione dell'amido presente nel cereale in zuccheri che poi verranno fermentati dai lieviti.
E qui appunto decide il birraio che tipologie di malti mettere dentro e in che quantitativi. Certo. Okay. Il malto, ovviamente, l'orzo deve essere maltato in quanto gli enzimi che devono essere presenti in ammostamento per far sì che avvenga la trasformazione dell'amido presente nel cereale in zuccheri più facili da fermentare per i lieviti, devono appunto essere presenti certe tipologie di enzimi che saranno attivati a temperature tutta sta roba diverse. dentro una bottiglietta di birra. Non è così semplice, Mamma mia, far birra, pensavo che tutta quella roba dentro una è molto pizza, più tutta roba difficile che dentro una far vino, polenta. effettivamente. Far birra è molto più difficile che far vino e in più ottenere anche un buon malto, anche lì è una parte diciamo abbastanza difficile e motivo per cui insomma che in Italia si sta adesso partendo anche visto che c'è un boom però della birra anche italiana che certo, anni fa non c'era, assolutamente, no? Infatti. Birra artigianale intendo poi. Certo. Quindi significa ottenere partire da un buon malto è già comunque un buon punto di partenza, perché ripeto si tenta ottenere un buon malto da un cereale, sicuramente un buon cereale italiano e ne abbiamo anche in quantitativi finché vogliamo, praticamente di materie italiane ancora in grado di produrre diciamo, una tipologia di malto ad ottimi livelli, ci stiamo lavorando, sicuramente ci arriveremo. Okay. Bene, io ti ringrazio Franco intanto, adesso ritorneremo fra un po' alla birra, ovviamente alla pizza e poi ci sono delle chicche che ci deve dare Claudio proprio su questo libro che tra l'altro vi mostreremo fra un po' perché parla anche di mugnai e quant'altro. Intanto lanciamo la compilation del Canto del Gallo, i viaggi fatti da Ivo in questo 2013 in una sintesi dove se non sbaglio mi pare sia anche Alice. È stata l'usignolo di questa... L'usignolo del Canto del Gallo, bravo. Il Canto del Gallo! Buonasera, Zanzega. Oh scusi. scusi, no, Zanzega. Cosa significa? Non lo so, sa. Cosa significa? Zanzega. Chi è? Cos'è? Cos'è? Lo chiedo a lei. Zanzega? Non lo so. Me lo dica lei che me l'ha chiesto. Cos'è un cognome? Una zanzera un po' incastata. Mi hai preso... Che... Mi piace questo! Non lo so. Sì, come lo sai? Non lo so. Ma è veneta? Sì. Zanzara? Zanzariera? Potrebbe essere una salsiccia? Salve, Zanzega. Cosa vuol dire? Stranieri noi non siamo. Niente Zanzega. No. Come? Zanzega. Zanzega? E ora? Cosa? Zanzega. Giusto. Cosa vuol dire? Ma non lo so. Ah no? Io sono di Trieste, quindi la chiamavo in un altro nome. E come si chiama Trieste? Si chiamava dunque Licoff. Licoff? Sì. No. Zanzega. No. Zanzega. No. Grazie. Prego. Zanzega. Cos'è? Tabula rasa. Ok. Zanzega. Sorry, we're tourists. Tourist. Yeah. No Zanzega. No. Zanzega. Zanzega. Thank you. Ciao. Ci dica Zanzega. Das ist Svizzera. Ich komme vom Oberwallis. Ma mi viene in mente Zazà del Dupin terzo, l'arsenico. Magari la cugina? No? Può essere. Sì. La zia. La zia. Zanzega sarebbe in dialetto trevigiano. Zanzega è in veneziano. Non ho capito. No? Zanzega. Zanzega di cosa? Cos'è? Non so. Ok, ciao. Ciao. Praticamente esattamente quando si va a coprire il fabbricato. A coprire. A coprire il fabbricato e si fa una zanzega. E che cos'è la Zanzega? Una cena. Se mangia se beve. Se mangia, se beve, se si diverte. Bravo, grazie, ciao. Ciao. Ma quanto simpatico è il nostro Ivo Gallo! Però devo dire che è molto simpatica anche la gente per strada. Sì, no, è bello perché... Sì. A volte trovi anche della gente un po' magari
burbera, però la maggior parte delle volte ci si diverte. Io e ripeto, mi piace ripetere, io e il mio amico Paolino, che tra l'altro è in studio ma dall'altra parte non si vede, delle per camere. fortuna non lo si vede. Sì, no, bello vedere la compilation, perché l'abbiamo fatte, forse abbiamo fatto ogni volta un posto diverso, quindi oggi cos'è? L'ottava puntata, puntata, quindi 7, perché questa è la compilation, 7 posti diversi in giro per il Triveneto. Sì, è bello perché poi vedevi sul Tirolo, proprio lì era molto complicato capire, più facile in Friuli, in Veneto molti lo sanno, molti non lo sanno, però visto che se tu sul web digiti Danzega veniamo fuori sempre noi, quindi vuol dire che fino a questo momento non se ne era tanto parlato. E questo è un valore aggiunto della nostra trasmissione. Allora, prima di entrare nelle ultime dinamiche, parlando del libro del buon Claudio Rorato, parlando di pizza, perché il buon Gabriele ce la mostrerà realmente live con un forno un po' più piccolo, sentiamo una canzone di Ivo Gallo, idea bendata, però siete un po' ridotti. Sì, oggi c'è solo il mio amico Giorgino, che è il bassista, e gli altri in ferie. Noi prendiamo, voi suonate. Ale. Ok. 4. See the sunset in your eyes, feel it fall twist in your side. I'll wait and you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, without you, without you, so I can live without you. Gallo Vox, Gallo con noi, grazie della tua partecipazione che è costante ma gradita. E che dici? Lanciamo... Ah sì, ormai... la nostra parte preferita? Allora. 3, 4. Pubblicità, la Zanzega, fra poco. Eccoci rientrati, vediamo che il nostro buon Gabriele Marchesin sta facendo una pizza, ovviamente non come quella che si mangia nella sua pizzeria di Caule, però è bello il fatto che noi almeno in studio potremo sentirne l'odore quest'oggi. Allora Claudio, tu hai scritto insieme ad altri 2 tuoi amici questo libro, dove frutto di una grande ricerca, come ci dicevi poc'anzi, e in particolare hai citato anche alcuni aspetti del libro dove si parla anche di mulini, o sbaglio? Sì, c'è una curiosità emersa, una cosa che non si conosceva, perché sul Piave c'erano dei mulini fluttuanti, galleggianti, tenuti ancorati alla riva con delle grosse catene, e per cui funzionavano con la corrente del fiume. E nel libro c'è una microstoria di un certo Bardeo, morto nel 1334, che era appunto mugnaio, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue caratteristiche umane. Con il suo vissuto quotidiano. Quotidiano molto interessante. Aggiungo solo per chiudere che questo libro è stato edito gratuitamente da Gianni Sartori, editore di Ponte di Piave, con grande generosità, perché il ricavato dalla vendita del libro vada per i restauri di questo oratorio, dell'oratorio di Borgo Sotto Treviso, che è una costruzione antichissima e che ha bisogno urgente di interventi. Quindi siamo sotto le feste, chi lo compra sa che farà. Dove vanno questi soldi? Certo. Tra l'altro è proprio il vero centro storico, come ci dicevi, di Ponte di Piave. È il cuore di Ponte di Piave, il cuore fino a
centinaio di anni fa di un porto molto importante, l'ultimo attracco dove venivano slegate le chiatte che venivano dal Cadore era Ponte di Piave, l'ultimo porto era Ponte di Piave, poi a Noventa si partiva con un altro tipo di fluidazione. E c'erano 3 o 4 fiere annuali molto importanti, una di queste era quella del ferro, che vedeva i tedeschi venire a portare il ferro a Venezia, e in quell'occasione capitava anche di bere la birra. Quindi la birra nel Medioevo da noi si conosceva, non si produceva, ma la si beveva perché i mercanti tedeschi se la portavano a dorso di mulo assieme. Quindi si portavano le proprie cose, tra cui Certo, anche la birra. La birra, E la birra, mi aggancio Claudio con questo, perché la birra artigianale è diversa da quella industriale, presumo? Sicuramente sì, ovviamente. Diciamo che la grossa differenza sia in termini di produzione annua, in quanto per legge un birrificio artigianale non può produrre più di 10.000 ettolitri di birra all'anno, a differenza ovviamente dei birrifici industriali, che comunque è già un bel numero, 10.000 ettolitri. Quante bottigliette di questo genere ne escono secondo te? Con 33, quindi insomma ne verrebbero fuori parecchie, abbastanza. E dopo ovviamente è soprattutto sulla selezione, sulla scelta delle materie prime che ovviamente sono selezionate, okay? Quindi si cerca la miglior materia prima che si possa utilizzare, e anche ovviamente una delle grosse differenze è anche che il birraio artigiano ci può mettere del suo, ovviamente scegliendo quel particolare ingrediente che può essere tipico della zona dove vive, con il riso, esatto, con la radicchio, e la passione ovviamente, la passione che differenzia noi italiani ad esempio dai grossi produttori mondiali eccetera, soprattutto anche il fatto di metterci veramente tutta la passione, come mettiamo sul vino, insomma, anche tipica sulla birra, italiana. che è tipica italiana. Però queste sono le due grosse differenze, diciamo, la scelta di materie prime, l'utilizzo di materie prime selezionate, e che ovviamente gli dà anche valore aggiunto ovviamente al prodotto, in quanto si sente che sia gli aromi, i gusti eccetera sono completamente diversi dalla classica birra industriale. Il rovescio della medaglia ovviamente è il costo, perché producendo meno e con materie prime di costo elevato, costo più elevato, ovviamente il prodotto lo paghi, però hai qualche Bene, conferma che la birra bevuta anche calda è buona. Giusto. Perché la sta bevendo calda adesso, quindi no, di solito non la bevo se è calda la lascio. No, neanche io, però in questo caso la bevo volentieri lo stesso. Perché è buona? Perché la zanzega tutto diventa ancora più buono. La pizza, come siamo messi, Gabriele? 30 secondi. 30 secondi pronta. Gianni, un motivo per vedere Caorle d'inverno? Saranno 10.000, ma uno secondo te? Il motivo per cui si deve venire al mare è proprio il mare, perché intanto si respira aria pura, e poi dicono che la passeggiata sulla millenaria diga che protegge l'antico porto peschereccio sia una delle più belle passeggiate sull'Alto Adriatico, ma soprattutto dal mio punto di vista per la cucina. Di Caorle. Sì, abbiamo una gastronomia eccezionale. Vale veramente la pena di venire a pranzare sui vari ristoranti. Diciamo soprattutto a chi ci segue dalle montagne, che magari una capatina. Ma i trevisani, i pordenonesi ci arrivano frequentemente, tutte le domeniche. Anche io che sono sandonatese. Appunto, vedi. A parte che lì puoi godere di grandi prodotti e di quella bellezza, di quella vista. Soprattutto perché il pesce fresco, il pesce viene pescato sul mare davanti, viene portato direttamente sulle tavole. Quindi e con un bel pescato di Caorle, la polenta, come la facciamo? Bianca! Assolutamente, perché il pesce o è fresco come lo danno loro a Caorle e allora viene gustato nella maniera completa, se tu gli butti dentro la polenta gialla ti porta via parte del sapore del pesce fresco. Ma scusami, ti chiedo, ma deve essere un po' scioltina, duretta? Ah, come vuoi, là è una questione di personale. Mi ricordo che mio nonno la faceva molto dura, che si tagliava con lo spago. Quello era perché a un certo punto quando era dentro stava dentro fino al mattino. Ho capito. Non era per altri motivi. Invece vedo che nei ristoranti in montagna fanno la polenta dura. Perché quella sazia, no? Ti riempie lo stomaco. stomaco. Non sto scherzando, No, immagino che sia. Guarda, qualcuno qui mi può dare ragione o torto. Certo, la polentina è quella che passa via così, quando vai in ristorante ti danno 2 schie assieme con la polentina. È buona, ma però rimane poco, voglio dire. Io vedo che questo è il mio parere. No, ma se condividiamo il tuo parere, perché talvolta uno che da 60 anni va a mangiare in trattoria e ha prodotto farina polenta per tanti altri. Da sempre, da quando sono nato, quindi
Lei è il più grande critico della polenta, sicuramente. No, io non sono un critico, io sono un logico, nel senso che a un certo punto c'è un qualche cosa che vale la pena di essere esaltato, perché non farlo? Esatto. Bene, vedo che Gabriele ha già partorito la pizza, questa è la classica pizza, Gabriele, no? La pizza è C'è questa, la classica diciamo. Margherita, no? Praticamente è nata dalla regina Margherita. Ma a me mi tocca fare manco mangiare. No, come? Adesso la porto al tavolo, così poi ci cibiamo della pizza con le di Gabriele. salviettine a mano. Ma posso guardarla? Lei può tutto. Gianni, ricordiamo quindi quando iniziano i vostri bella, corsi per pizza? Allora, i nostri corsi, il primo inizia il 20 di gennaio con l'argomento delle farine, e per chiunque fosse interessato consiglio di consultare il nostro sito, che ripeto www.pizzamarchesin.com, e andiamo avanti per un paio di mesi, tutti i lunedì. Quindi chi vorrà approfondire la pizza, il suo mondo, ogni argomento. E poi diciamo che rimanga tra noi, c'è anche un progetto per divulgare un po' la formazione a livello più importante, ma vedremo, insomma, per far sapere a tutti di cosa è fatta la pizza. No, ma una cosa alla volta. Il problema è che i pizzaioli devono conoscere la merceologia. Quando conoscono i prodotti, poi li possono assemblare meglio. È facile assemblarli nel rispetto delle combinazioni, però ovvio che un pizzaiolo non può prendere una farina senza conoscere la percentuale proteica, fare l'impasto, perché in rapporto alle proteine sono i tempi di lievitazione e maturazione. Se sbagliano questi tempi, la pizza, siccome gli amido non si sono trasformati, si inzuppano d'acqua e rimangono non cotti, indigesta, senza sapore, e ovvio dice: ma io ho mangiato la pizza, come lei l'altro giorno ha detto, che non la digerisce. E perché? Dove lei ha mangiato la pizza, il pizzaiolo non ha fatto i corsi, non sapendo dare la maturazione all'impasto come si dovrebbe fare. Non per piaggeria, ma quello che ho mangiato io le do un esempio, dopo sto zitto. Sì? Il discorso di fare la pizza, io dico tutte le volte, come fare il vino. Quando io pigio l'uva, ottengo il mosto. Però il mosto diventa vino solo se la faccio fermentare. Io non posso fare l'impasto della pizza per farla subito lievitare, devo dare le ore di fermentazione all'impasto che trasformi la materia prima e dopodiché si ottiene la cottura. Caso contrario, la cottura non si ottiene. Perfetto, abbiamo capito il motivo per cui molte volte in certe pizzerie, quando il pizzaiolo non è preparato al modo giusto, è formato e merceologicamente a posto, succede che non si digerisce questa pizza e non si dorme. Ecco un'altra parola, dico zitto, i pizzaioli pensano che per la pizza basta acqua, lievito e farina e praticamente fanno l'impasto, le palline. Ecco che allora questo è il problema, che se non vanno a scuola anche il loro investimento è a rischio, perché fanno un prodotto che non piace. Certo. Allora, vedere che vai a fare il pizzaiolo. Guarda che mi lo trovo lavorare. Volevo fare una domanda, perché ho sentito per i pizzaioli, ma questi corsi li posso fare anch'io? Tutti li possono fare, io faccio corsi dall'84 che ho fondato le scuole, per fare le scuole ho fatto i corsi con i docenti, noi in settore merceologico, mi hanno lasciato le relazioni scritte, abbiamo fatto 6 libri grazie alla collaborazione di Zani e trasmettiamo cultura nel mondo della pizza. Perché questo? Perché la pizza è il piatto più diffuso al mondo, le scuole di Stato italiane non esiste scuola pizzaioli. Allora noi dobbiamo, pizzaioli, organizzarsi fra di noi, di far nascere la cultura sulla pizza, perché noi dobbiamo trasformare il prodotto della natura in alimento. Esempio, se io faccio l'impasto, scaldo l'impasto superando 24 gradi, vado a solidificare gli amidi, che sono zuccheri, e poi saccharomiceti del lievito, per sviluppare etile carbonica e alcol etilico non riescono più a alimentarsi perché gli amidi con la temperatura sono induriti. Ma di questi particolari ce ne sono parecchi e pertanto uno non può mettersi a fare le cose se non conosce. Poi l'altro problema per me, la pizza è ristorazione, perché oggi abbiamo visto anche prima che c'è il pesce, c'è carne, c'è tutto, perché la base è pane. Però la pizzeria ha il problema che fa un servizio di ristorazione, alimentazione pubblica. E se mangia male, oppure qualsiasi prodotto che noi mangiamo e non va digerito, per noi è tossicità. Ecco che allora il pizzaiolo prima deve documentarsi per far sì che questo non avvenga. Bene,
Grazie, è ottima, buonissima. Il miglior maestro di pizza del Veneto è qui con noi, Gabriele Marchesin. Ivo, io mangio, tu fai quello che vuoi. Va bene, io faccio una canzone mentre tu mangi, grazie. Eccolo qua con la bozza in mano, non sono Lele Marcassa ma Super Ciuc. No, scherzi a parte, siamo arrivati all'ultima puntata dell'anno e in questo sabato noi vi salutiamo ovviamente facendo anche un brindisi per Capodanno perché sia un anno, ormai da quanti anni Claudio diciamo che sia un anno migliore da... qualcosa di incredibile, cioè... Hanno detto che però forse arriverà una nuova tassa il prossimo anno, per cui... 100 euro, puoi levare il 0 euro, detto stamattina o ieri sera, 100 euro per l'appartamento. 100 euro per l'appartamento. Io non riesco ad aprire la bottiglia, mi sto ammazzando, ce l'ho fatta. Allora, facciamo un giro prima di chiudere la puntata di oggi. Intanto volevo chiedere a Claudio, Borgo sotto Treviso a Ponte di Piave, l'oratorio della Madonna Dolorata e la Torre del Ponte, storie e documenti del territorio. Dove lo si trova? Si trova nelle edicole di Ponte di Piave, si trova nelle librerie di Oderzo, si trova presso le cartolerie di Ponte di Piave e presso l'osteria Torre Morosini che è qua dietro. Osteria tipica dove si riscoprono gli antichi piatti del Veneto e non solo, rivisitati dopo lunghe ricerche a cui partecipa anche il nostro buon Claudio. Tra l'altro i soldi dell'acquisto di questo libro non vanno sperperati ma servono proprio per rimettere assieme i pezzi che cadono ogni tanto di questo antichissimo oratorio che è del 1580 per l'esattezza, su basi però medievali. Se passate per Ponte di Piave fate una svoltina, andatevelo a vedere perché è il nucleo, il cuore pulsante dell'antica Ponte di Piave. Allora, caro Ottaviano, a Capodanno la polenta la possiamo abbinare a qualcosa? Cosa ci consigli? Anara in tocio. Anara in tocio, buono. Polenta bianca? Bianca per carità. Bianca. Polenta bianca e anara in umido, come che toce, amargo in tocio. Da noi si chiama in tocio, sì. O in tecia, no, anara in tecia. No, altra non cosa. in tecia, è in umido. Okay. Poi invece una birra per la festività del Capodanno, del pepe. Tipica birra di Natale italiana ovviamente, quindi birra ambrata, sicuramente molto alcolica, leggermente dolce e molto speziata, quindi cannella, chiodi di garofano, cardamomo e chi più ne ha più ne mette. Io faccio un giro non di birra ma di vino bianco, Ottaviano, le tipiche birre di Natale. Se secchi quella che hai ti verso un po' di bianco, perché facciamo questo brindisino. E intanto Gabriele, una pizza per Capodanno, dai, facciamo che fai una festa a Caorle a Capodanno, che cosa prepari? Ma diciamo che noi possiamo partire con la pizza come antipasto e finire con la pizza dolce. Pizza dolce? Sì, le pizze dolci che possono essere fatte con la frutta, ad esempio la mele, che è come uno strudel, o la cioccolata o lo zabaglione. Non c'è prodotto che sulla pizza non si possa fare. Se vogliamo fare una pizza al cioccolata bisogna allargare il disco, si cuoce il disco con il liquore del caffè, quando il disco è cotto si toglie, si spalma la cioccolata o Nutella, quello che si vuole, ci taglia a pezzi, spruzzare sopra zucchero a velo che indolcisce, perché la pasta per le pizze dolci non è dolce e lo zucchero a velo dolcifica la pasta. Un ciuffetto di panna montata in ogni spicco e un chicco di caffè ricoperto di cioccolata.
Oh, questo è il dolce della pizza. Io ho sentito un attimino questa ricetta del buon Preguria, o mi sbaglio? Sì, Non so di che diavolo state parlando, ma va bene. Comunque, anche le pizze alle mele, robe del genere, se ne fanno parecchie. Il vantaggio è che cucinando il disco l'alcol evapora, quindi non rimane l'aroma e pertanto tutti lo possono mangiare. Quindi puoi mangiarla anche tu, avevo capito? Perfetto. Che sei estraneo da 2 settimane. È bello perché fare la pizza non ti annoi mai, non è mai una pizza. È fantasia. Battutona di Ivo Gallo delle 22, che ora ho perso anche il conto. Vabbè. Gianni, dimmi Gianni. Invitare la gente a venire a Caorle per queste festività, perché ci sono parecchie manifestazioni, ma soprattutto i tradizionali fuochi pirotecnici dell'ultimo dell'anno. Siete gli unici che li fanno a che ora? Eravamo gli unici, non siamo più gli unici perché non facciamo più, li facciamo al 31 alle 18:30. Ah, prima del botto? Dell'ultimo dell'anno, perché la gente si svegliava alle 6 di mattina. E quindi perché andava a pescare magari? A Capodanno non lo so, però... Quanti pescatori ci sono ancora a Caorle? Molto pochi, ormai la pesca è un lavoro che sta scomparendo. Sono molte poche le barche. Però è ancora un po' sentita la tradizione del pescatore, il mestiere del pescatore. È sentita perché ci sono ancora molti giovani che vi lavorano, per fortuna, però finché la comunità europea incentiva per chiudere e fermare le barche, è chiaro che saranno sempre meno. La bellezza di Caorle è proprio quella che si vede la storia con quel meraviglioso campanile bizantino e poi c'è i peschereggi che sono praticamente ormeggiati in centro del paese. Sì, in giugno riprenderanno le funzioni anche il vecchio mercato ittico, per cui i pescherecci come fino a un paio di anni fa ormeggiavano il porto peschereccio, da giugno prossimo torneranno a ormeggiare in centro con le solite cassette di pesce che dalle barche andranno al mercato, è uno spettacolo da godere. Gianni Prevarin, grazie di essere stato con noi. Allora, sì, Ottaviano? A luglio ci sarà una grande manifestazione di nuoto a livello europeo, la 5 km mare aperto. Ah, nuotano sul mare. Per l'8º anno consecutivo. Poi c'è... Sono 500 atleti. C'è quella festa che si fa ogni quanti anni, la festa famosa della Madonna dell'Angelo? Ogni 5 anni. Quando tocca? Nel 2015. 2015 la prossima, quella va filmata assolutamente, la prossima edizione, che sennò bisogna aspettare 5 anni prima di rivederla. È incantevole. È incantevole, ne ho sentito parlare, ho visto le foto, merita davvero. Una cosa fantastica. Bellissima. Scusate se mi intrometto, ma Caorle mi ricordo una cosa che mi ha veramente colpito, a proposito del mercato del pesce, e il Marcà a Reccia, giusto? Il Marcà? Sì, il mercato del pesce a Reccia. È una roba davvero particolare, la vendita del pesce. C'era l'asta, ma loro sapranno molto meglio. C'è il venditore ufficiale del mercato che ascolta la proposta, l'offerta che fa l'acquirente fa l'offerta all'orecchio e chi fa l'offerta più alta a battitore. Esatto. Sì, io sono rimasto sconvolto, è una cosa bellissima. Ci sono migliaia di ti riporta indietro di centinaia di anni, è una roba incredibile. Oggi la barca presenta le sue cassette di pesce e poi c'è chi batte l'asta, che sente le offerte di tutti i clienti che sono autorizzati agli acquisti e automaticamente lui dà la vincita in base all'offerta migliore. C'è ancora in Pensa un po', quanto ne imparo ogni puntata, è incredibile ormai. Questo è il bello della Zanzega. Stiamo anche pensando e lavorando mentalmente a produrre anche noi un piccolo volume dove raccogliamo tutte queste chicche di storia e insomma non solo di storia ma anche di vita. Esatto. Sarebbe bello fare un volume anche con gli odori sentiti negli studi, gli odori, i profumi sentiti durante le puntate. È un racconto devo farlo per forza. Ed è mentre i due ragazzi si scambiano delle reciproche idee, io chiedo a Claudio cosa mettiamo su questa tavola? Su questa tavola mettiamo un cappone esso, piatto semplicissimo se però la materia prima è eccellente, con una salsa di mele, patate, creme e uvetta, una salsa antica veneziana come semplice accompagnamento, è una cosa superlativa. E ci beviamo sopra cosa? Ci beviamo sopra un vino del Piave raro, quasi introvabile, un raposo bianco. Il Grappariol forse? Il Grappariol. Bene. Questa la sai? Ma è la prima volta che indovino qualcosa. Sono di Ponte di Piave, anch'io voglio promuovere il mio comune. A Ponte di Piave, una comunità di 8.000 abitanti, abbiamo 50 cantine.
che producono vini di grande Infatti c'è eccellenza. scritto Ponte dei Piave, città del vino. Certo. In particolare i rabosi, che sono Unici. Autoctoni. diversi e autoctoni. Sì. Bene. Siamo arrivati praticamente in chiusura, io prima di fare proprio il brindisi finale sentirei una proposta galliana. Sì, a proposito di proposte galliane, volevo solo dire che a me il cappone non piace molto, perché il cappone, io mi chiamo Gallo di cognome, quindi... Il gallo elilato! Esatto, il cappone... Facciamo un classico pezzettino così proprio di Imagine di John Lennon, che ci sta benissimo, è passato Ed è Natale. soprattutto positiva. Esatto, adesso c'è Capodanno. Imagine there's no heaven. It is a gift you try. Only on us above the only sky. Imagine golden people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You'll someday you join us, and the world will leave us one. Grazie Ivo, grazie per i pensieri positivi che ci lanci, per accogliere quest'anno che sta per arrivare, come sempre diciamo che sia migliore di quelli andati. Ringrazio di essere stati con noi una leggenda del Veneto che è Ottaviano Ceresel, grazie di essere stato partecipe. Una volta tornerai e parleremo della montagna e del Comelico. So che qualcosa sai, no? È un altro mondo. Tornerai con noi, ce lo prometti? Senz'altro. Ringrazio la maestria. Sarò qui senz'altro. Io ti inviterò volentieri a parlare di montagna. Sì. Ringrazio per la simpatia e la bravura, insomma le storie che ci racconta ogni volta sempre belle, l'amore che mette nella pizza che fa e come la racconta. Gabriele Marchesin, grazie. Grazie a Gianni Prevarin che vuole spingere il più possibile quella bella realtà che si chiama Caorle. Esatto. Ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio il buon Claudio Rorato che ogni volta ci porta, diciamo così, pezzi di storia, di cultura, di gastronomia e per noi è un personaggio totalmente arricchente. Grazie. Grazie. Ringrazio Franco Tessari che ha fatto una corsa per essere con noi oggi e io ti ripagherò in birra, anche se non ne hai bisogno. Ringrazio i ragazzi alle mie spalle, ogni tanto mi giro perché sono dietro di me, Idea Bendata che oggi sono rimpiccioliti, grazie come sempre. Ti volevo correggere, idea bendata, idea attaccato alla D, eh? Cosa ho detto io? Idea bendata. Ho detto idea bendata. Hai detto... scusa Lele, scusa. Adesso Tony ci mostrerà la registrazione. Vi ringrazio come sempre per essere partecipi e soprattutto colonna sonora di questa nostra festa che è la Zanzega. Ringrazio tutti gli operatori, tecnici di regia, l'editore, il direttore commerciale, chiunque altro e con queste ultime note Lele Marcassa vi saluta e vi augura buon anno. Ciao a tutti e grazie! Grazie Daniele! Grazie a voi! Evviva!